Buongiorno a tutti voi, ben trovati a questo appuntamento in diretta con A Voi la Linea. Capriamo con un allarme lanciato dal direttivo regionale di Coldiretti. C'è il rischio della chiusura di aziende zootecniche per il rincaro dei costi di produzione del latte. Se ne è parlato questa mattina in un confronto a Udine con l'assessore regionale alle politiche agricole, Stefano Zanier. Un saluto ai nostri amici telespettatori, mi trovo in Camera di Commercio a Udine dove oggi è stato organizzato un incontro con l'assessore regionale alle politiche agricole Stefano Zanier e Coldiretti. Un incontro fortemente voluto da Coldiretti che da giorni si sta battendo per il rincaro appunto del prezzo del latte, per il rincaro del pane anche. E anche si sta battendo per altre tematiche. Vediamo innanzitutto quali possono essere le risposte a questa situazione appunto dall'assessore regionale Stefano Zanier. Innanzitutto credo che il tema sollevato sia un tema assolutamente centrale in questi giorni, un tema che ha molteplici cause ma una sostanziale è proprio l'aumento dei costi energetici. Questo aumento dei costi energetici sta mettendo tutte le imprese in generale ma anche quelle del comparto agroalimentare in seria difficoltà ed è evidente che chi ne subisce il contraccolpo più forte è proprio quel settore primario che non ha la linea diretta sulla commercializzazione ma di fatto vende il prodotto alla trasformazione. È chiaro che su questa partita non esistono delle ricette locali che possano essere vincenti. C'è una politica nazionale che si sta muovendo e che in questo momento è molto sollecitata sul tema, che sta cercando di trovare soluzioni nei confronti delle imprese per l'abbattimento dei costi energetici, però bisogna anche fare un giusto distinguo perché a volte, ma non voglio prendere le parti che magari non sono direttamente di competenza dell'amministrazione regionale, ma dico, a volte ci sono anche delle situazioni sleali nei confronti dei produttori primari stessi, in quanto non è possibile andare a remunerare il prezzo, faccio l'esempio classico del latte, al di sotto di quello che è il costo di produzione. Su questo credo ci sia necessità di mantenere alta l'attenzione anche a seguito dei decreti ministeriali che sono stati emanati a dicembre e che definiscono in maniera chiara e inequivocabile che questa è pratica sleale e quindi dovrebbe essere segnalata attraverso l'ICQRF per dare anche una giusta tutela a quel livello di attività delle aziende primarie che altrimenti rischiano veramente di soccombere e di non riuscire a superare questo periodo di congiuntura difficile. Quindi la Regione effettivamente non ha degli strumenti propri per poter intervenire, perlomeno cercare di tamponare? No, gli strumenti sono quelli ordinari, ovvero la possibilità di concedere prestiti di conduzione piuttosto che anticipi di magazzino, quindi misure finanziarie. È evidente che a fronte dell'aumento dei costi le misure devono essere di carattere nazionale anche per una logica competenza. Difatti vediamo che su questo sono stati preannunciati diversi interventi e attendiamo tutti di capire quali saranno. Ovvio che dall'altro punto di vista cercheremo di capire a valle di questi provvedimenti quali potrebbero essere delle ulteriori azioni da porre in essere, però ripeto utilizzando strumenti che sono quelli ordinari dell'amministrazione regionale perché non possiamo sconfinare in campi che non ci competono. Senta, approfittiamo appunto di averla qui con noi anche per parlare di una vittoria, quella del bollino nero sulle bottiglie di vino. Sì, ma allora, qui siamo nel periodo, visto che parliamo di agricoltura possiamo usare questo termine, delle porcate, perché tra la richiesta sul Prošek, tra quella del bollino nero mi sa che qualcuno ha perso un attimo la bussola. Stiamo andando in una direzione che è assolutamente contraria rispetto a quei principi generali che vedono invece una valutazione di tutti i prodotti che vengono immessi in commercio per l'alimentazione che deve essere certamente attenta, ma non può basarsi su questo meccanismo che va a creare delle condizioni per le quali alcuni prodotti a prescindere vengono definiti come dannosi per la salute, non tenendo in considerazione tutto quello che negli anni è stato valutato e provato che ad esempio, parlo proprio del vino, un consumo chiaramente consapevole e moderato del vino addirittura ha dei benefici per la salute. Allora su questo credo che sarebbe ora di finirla con uscire con gli spot, con le semplificazioni che sicuramente porteranno a vantaggio a qualcuno ma non al sistema produttivo né regionale né nazionale e sicuramente non portano un vantaggio per il consumatore perché il messaggio di base è errato.
Ringraziamo l'assessore regionale Stefano Zani e con noi anche il delegato regionale di Coldiretti Gianni Benedetti. Che rincari si segnalano in questo periodo, sia per quanto riguarda il latte che per quanto riguarda poi il pane? No, i rincari si segnalano sul costo delle materie prime che noi acquistiamo come tutti i cittadini acquistano. Purtroppo il costo più caro è quello della bolletta energetica che, come tutti sanno, è cresciuta a dismisura e abbiamo degli esempi dove addirittura sono triplicate le bollette che arrivano. Chiaramente, soprattutto per il settore zootecnico, è una situazione altamente difficile da sostenere. Se aggiungiamo che il costo della produzione del latte è stato certificato da Ismea in questi giorni in 46 centesimi e credo che siano poche le stalle del Friuli Venezia Giulia che riescono a vendere il latte a 46 centesimi. Mi risulta che sono tutti molto sotto questa cifra. Quindi in questi giorni abbiamo iniziato sul territorio una serie di iniziative per sensibilizzare e chiedere la convocazione di un tavolo a livello nazionale, ma anche attraverso la collaborazione delle regioni, perché il tema del costo energetico sia posto all'attenzione della politica per poter cercare di risolvere questa situazione. Come diceva l'assessore, c'è tutto un tema legato anche alla questione delle pratiche sleali, perché a noi risulta che il latte può essere pagato molto di più di quello che oggi viene pagato, senza che chi lo acquista subisca, diciamo, danni dal punto di vista economico. Quindi è chiaro che c'è una speculazione. E quindi è bene arginare questo fenomeno, perché effettivamente nella filiera c'è qualcosa che non sta funzionando. Assolutamente, parliamo in questo caso di latte di zootecnia, ma sono tante le filiere che sono coinvolte e dal punto di vista nostro sono tante anche le proposte che portiamo avanti, per esempio il discorso dell'energia pulita, per esempio il discorso del biogas, per esempio tante altre cose che anche il mondo dell'agricoltura, il fotovoltaico, potrebbe contribuire a ridurre in termini di consumo e anche di spesa come bolletta energetica per il Paese e per le imprese. Bene, ringraziamo anche il delegato regionale di Coldiretti Gianni Benedetti. Qui dalla Camera di Commercio di Udine è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie a Isabella Gregorato. La Questura di Udine ha firmato una convenzione con l'associazione L'Istrice per la rieducazione di uomini che siano stati ammoniti dal Questore per violenza domestica e stalking. In questo 2022 sono già 6 i casi di ammonimento. Il protocollo Zeus è un protocollo che nasce a Milano nel 2018 e che costituisce un ulteriore strumento che hanno le forze di polizia, ma anche le associazioni e la società, per contrastare la violenza di genere, occupandosi del maschio maltrattante, del maschio violento. Permette alla Questura in sede di ammonimento di invitare l'autore delle condotte violente o degli atti persecutori a rivolgersi a un'associazione specializzata nella trattazione di questo tipo di disturbi, di problematiche, per intraprendere un percorso, per prendere coscienza del perché ha usato o sta usando violenza nei confronti di una donna, per poter uscire da questa spirale. La violenza che viene fatta appunto da una persona è sempre l'esplosione di un qualche cosa che tu ti porti dentro nella tua storia personale, nella tua storia di bambino, nella tua storia di ragazzo, di uomo, di adolescente e appunto poi di uomo, no? Quindi sono storie che tu ti porti dentro, che poi a un certo punto comunque le condividi con chi si relaziona con te. Quindi è importante proprio a tutto tondo prendere atto di questa situazione, ed è importante sviluppare anche la situazione proprio che ti circonda, quindi la presa in carico di un uomo che è un maltrattatore, di un uomo che ha fatto della violenza, di un uomo che esplode in questo suo comportamento che logicamente non è buono, non va bene, deve essere studiato, approfondito, per andare a capire proprio la causa, il perché sia arrivato a questo, che cos'è nella sua storia. Gli uomini che hanno deciso di agire
all'interno delle proprie relazioni intime una condotta violenta, possono contattarci e a quel punto ci saranno appunto dei primi incontri conoscitivi in modo in cui noi potremo capire la situazione e insieme all'uomo ripercorrere la storia della violenza, no? Perché nessuna violenza succede all'improvviso, tutte le forme di violenza hanno una storia. Nel momento in cui è stata identificata la storia ed è cresciuta nell'uomo la motivazione di intraprendere un percorso per cambiare questa traiettoria, questi comportamenti di vita che sono dannosi non solo per le vittime ma per tutti coloro che assistono a quella forma di violenza e in primis anche per l'uomo che agisce su quella forma di violenza, in quanto la sua vita si rivoluziona, forse in una direzione in cui neanche lui si aspettava. Nel momento in cui c'è stata questa presa in carico, questa presa di consapevolezza da parte dell'uomo, iniziano dei percorsi di gruppo che richiedono appunto, sono un incontro a settimana per 6 mesi e successivamente alla fine di questi 6 mesi ci saranno 3 incontri di follow up in cui noi incontriamo individualmente quest'uomo in modo da capire come il percorso di cambiamento che effetti ha fatto in lui e in più se si trova ad affrontare altre situazioni di difficoltà, cioè situazioni in cui non sa che scelta fare, non sa che alternativa mettere in atto. Noi torniamo ora da Isabella Gregorato per parlare dei lavori che proseguono per la realizzazione del secondo lotto dell'ascensore per il Castello di Udine. Un saluto ai nostri amici telespettatori, mi trovo sul piazzale del Castello di Udine, in particolare sul Belvedere. Sono con il vice sindaco di Udine Loris Michelini per guardare, per vedere effettivamente come stanno procedendo i lavori di realizzazione del secondo lotto dell'ascensore che da Vicolo Sottomonte conduce proprio qui al Belvedere. E per il momento effettivamente i lavori stanno procedendo, le uniche incognite possono essere quelle di trovare magari con i prossimi scavi dei reperti archeologici. Sì, diciamo che l'amministrazione ha contato molto su questi lavori perché è una delle 2 fasi della salita al castello meccanizzata, quindi con l'ascensore. Siamo partiti, se vi ricordate, molti mesi fa con il primo lotto, da Vicolo Sottomonte siamo saliti con l'ascensore, qui si vede l'ascensore che è arrivato ad un piano in cui c'è una cisterna ex AMGA dell'acqua che adesso è in disuso, però è del 1888, quindi è in corso anche il recupero e riqualificazione storica della cisterna. Quindi da lì, da dove praticamente c'è la cisterna e dove c'è già praticamente il primo vano dell'ascensore, ci sarà un collegamento diciamo pedonale che valorizza anche dal punto di vista naturalistico storico fino a collegarsi quei 40 metri che si collegano col nuovo vano dell'ascensore che raggiungerà proprio qui la vista del Castello di Udine. Ecco, questo lotto, diciamo che è il secondo in pratica, no, verrà realizzato in corso di realizzazione, ma verrà completato nei prossimi mesi, ovviamente con la sovrintendenza che ha anche il compito di verificare insomma, no, il proseguo dei lavori, e facendo così dovremmo riuscire, diciamo, verso maggio, massimo giugno che sia, a poter dare ai cittadini di Udine la possibilità di accedere per la prima volta meccanicamente sul Colle del Castello, che è una visione veramente spettacolare. Devo dire anche che questo è un costo, tra il primo e il secondo lotto siamo su 2.600.000 euro, sono fondi europei, un po' quelli anche regionali, un po' abbiamo anche noi come comune contribuito perché ci sono, grazie alla collaborazione degli uffici che veramente si sono dedicati parecchio, è un costo importante, però credo che valga veramente la pena, perché se completiamo questo secondo lotto e quindi il primo vano il vano dell'ascensore dalla salita vicino alla biblioteca, poi se riusciamo a completare anche e a realizzare quello che da Piazza Primo Maggio, veramente con la rinascita del castello rinasce anche la città di Udine. Quindi in sostanza per la prossima estate in teoria si dovrebbe poter raggiungere il castello, il piazzale del castello direttamente dal centro senza
affrontare la salita. Sì, non vedremo più le persone trafelate, ma credo che invece sia molto importante per le persone anziane o per le persone che hanno la disabilità o quant'altro potervi accedere veramente con la salita meccanica, perché questi sono veramente fattori importanti, incidono parecchio, tante persone hanno difficoltà veramente ad accedere a quella che è la parte più bella della città e quindi veramente lo facciamo per loro. Ecco, tra l'altro sottolineiamo il fatto che oggi abbiamo la possibilità di trovarci proprio qui perché per Telefriuli si sono aperte le porte del cantiere. Sì, per venire qui effettivamente grazie al contributo del dirigente, l'ingegner Pesamosca, siamo riusciti appunto ad avere l'accesso all'area di cantiere che non è ovviamente per tutti in questa fase soprattutto. Adesso in questo momento che ci troviamo non ci sono ancora le maestranze, però noi ci siamo, qui potete anche vedere, potete anche fare una immagine di quello che è effettivamente la parte, come dicevo, più bella della città di Udine. Credo che anche valorizzando il percorso poi qua sotto, che è quello del lapidario, dove non dimentichiamoci, ed è una cosa che va ribadita, abbiamo delle lapidi così chiamate, ma anche delle pietre scolpite che datano veramente centinaia e centinaia di anni e che vanno valorizzate e fa parte di un percorso storico, oltre che naturalistico, ma storico della città di Udine. Qui abbiamo la storia della città che è nascosta, purtroppo è rimasta nascosta per tanti decenni proprio qui sotto e che intendiamo valorizzarla. Bene, ringraziamo il vice sindaco di Udine, Loris Michelini, e qui dal belvedere del piazzale del Castello di Udine è tutto, restituisco la linea allo studio. E noi ci vediamo tra poco dopo la pubblicità. Pensando al prossimo 8 marzo, festa della donna, Despar scende in campo con una raccolta fondi nei propri punti vendita per sostenere l'attività dell'associazione Voce Donna nell'ambito del progetto Il mondo ha bisogno delle donne. Oggi c'è stata la presentazione in municipio a Pordenone con Comune, Regione e Questura. Il mondo ha bisogno delle donne, ritorna alla raccolta fondi di Despar in occasione della giornata internazionale dei diritti della donna dell'8 marzo nel Triveneto, in Emilia Romagna. Siamo con il direttore regionale Fabrizio Cicero Santalena. Despar scende in campo per un motivo molto importante. Ormai già l'8º anno che Despar, in occasione dell'8 marzo, la giornata internazionale della donna, che Despar sostiene un progetto importante sul territorio. Per il Friuli Venezia Giulia noi abbiamo sostenuto in questi anni moltissime associazioni. Questa volta l'aiuto che noi vogliamo dare lo vogliamo dare per l'associazione Voce Donna, questa associazione che ha sede a Pordenone ma che sul territorio della nostra regione ha queste strutture di accoglienza per poter aiutare le donne che hanno subito violenza sia singole che con i loro bambini. Noi questa la riteniamo un'iniziativa molto interessante perché dobbiamo alzare l'attenzione verso un problema che purtroppo non è risolto. Siamo nel 2022 e ci rendiamo conto ogni giorno, ascoltando i telegiornali, leggendo i giornali, che purtroppo il problema c'è, esiste e sembra quasi impossibile da debellare. Noi vogliamo aiutare ad alzare l'attenzione, lo facciamo con una raccolta fondi perché quello che raccoglieremo andrà all'associazione che lo utilizzerà per migliorare la struttura di accoglienza, ma vogliamo fare in modo che l'attenzione venga ancora di più elevata affinché tutti possano rendersi conto che ognuno di noi può fare qualcosa per migliorare. In che modo avverrà la raccolta fondi? Come si può donare? Allora, semplicemente, come ormai è consolidato, alle nostre casse, le nostre colleghe, i nostri colleghi chiederanno ai clienti alla chiusura dello scontrino se vuole lasciare donare i centesimi per arrotondare lo scontrino o se vuole donare qualcosa di più. Questo lo faranno per centinaia di migliaia di volte affinché alla fine di questo periodo breve, perché parte il 21, si terminerà l'8 marzo appunto con la giornata internazionale della donna, raccoglieremo di sicuro un interessante valore da poter donare. Silvia Brunetta, presidente dell'associazione Voce Donna, che è la destinataria della raccolta fondi di Despar quest'anno. Insomma, la vostra attività è sicuramente fondamentale sul territorio a tutela delle donne.
Buongiorno, sì, noi siamo riconoscenti alla DESPAR veramente per questa iniziativa e anche perché riteniamo sia un grosso riconoscimento a favore della nostra associazione. L'associazione Voce Donna Onlus opera dal 1997 sul territorio della provincia di Pordenone e dal 2018 abbiamo anche un centro antiviolenza a Tolmezzo. Operiamo poi tramite i nostri sportelli decentrati, come li chiamiamo, su Sacile, Magnago, Spilimbergo, San Daniele, Codroipo e Gemona. In questo modo si cerca di dare a tutte le donne la possibilità di accedere ai servizi del centro anche se non possono raggiungere le nostre sedi. Nel corso del 2021 l'associazione conta 215 nuovi contatti. La maggior parte di queste donne ha iniziato un percorso personalizzato e condiviso mediante colloqui settimanali per un totale annuo di 849 colloqui. Nelle case rifugio sono state accolte 20 donne e 26 minori. Per i minori ospiti delle case e che hanno assistito alla violenza è prevista l'attivazione di laboratori ludico-espressivi specifici volti a far emergere il proprio vissuto e supportarli in questo difficile momento. Signor Questore, il tema fondamentale, quello dei diritti delle donne, voi come forze di polizia siete sempre attenti? Abbiamo già dal 2016 avviato una campagna di prevenzione intitolata Questo non è amore, che prevede la pubblicazione di un opuscolo che ogni anno viene aggiornato sui comportamenti che possono essere appunto indice di poi successivi sviluppi ancora più violenti. Poi abbiamo anche la campagna del camper che gira per le piazze d'Italia con la volontà appunto di far emergere eventuali episodi di violenza nei rapporti o violenza domestica, e poi abbiamo gli strumenti ovviamente legislativi, l'ammonimento del questore, l'ammonimento nei confronti di persone autrici di violenza domestica, che sono tutte iniziative e interventi che tendono a evitare che si possa sfociare poi in reati ovviamente più gravi. L'invito è sempre di rivolgersi alle forze dell'ordine, alla questura, per qualsiasi comportamento che possa denotare un principio, anche solo un principio di violenza. È un'iniziativa bella e importante e credo che dobbiamo anche tutti ringraziare DESPAR perché è disponibile per iniziative di questo genere, per tutto quello che è il sociale, ma in particolare in questo caso per un problema gravissimo che ha la nostra società e che non si è ovviamente risolto con una legge, perché chi pensa ogni volta di fare una legge individuando uno specifico reato penale ad hoc per risolvere il problema non ha capito niente. L'abbiamo visto con la legge sul femminicidio e l'abbiamo visto con la legge sull'omicidio stradale. Cioè, non è che tu fai la legge e improvvisamente scompaiono i reati, bisogna fare tutto un lavoro di prevenzione a partire dalla prima infanzia, per insegnare qual è il valore dell'essere uguali e del non essere l'uno proprietà dell'altro. Voglio ringraziare DESPAR perché è un gruppo imprenditoriale che si è sempre dimostrato molto vicino al nostro territorio, molto legato anche al comune per le sue attività. Senza il supporto di gruppi privati come questi molte cose che il comune fa non si potrebbero realizzare. Il secondo aspetto è la sensibilità di DESPAR, di Voce Donna, su un tema delicatissimo come quello della violenza sulle donne. Significa in questo caso potenziare ulteriormente la rete che già esiste di protezione, di tutela, di accompagnamento di persone che sono vittime di violenze domestiche o di altri generi di oppressione, per fare in modo innanzitutto di far scomparire questo fenomeno, ma dall'altro di poter dare risposte puntuali e precise per affrancare da una condizione di subalternità. 30 anni fa con Puglia Vanzetta, Albarello e Fauner l'Italia del Fondo vinceva ad Albertville la prima medaglia olimpica in staffetta. Fu l'inizio della grande stagione degli sci stretti, anche la prima medaglia olimpica di Silvio Fauner. L'abbiamo raggiunto per parlare di questi ricordi ma anche delle Olimpiadi di oggi. Ricordo dei giorni prima, perché in prima frazione doveva esserci un Maurilio De Zolt con noi
quella che doveva essere la staffetta principale, che poi abbiamo ripetuto 4 anni dopo. Poi per dei problemi di salute abbiamo dovuto 2 giorni prima fare dei test all'interno del gruppo per trovare un altro primo frazionista, che è stato scelto poi Giuseppe Pugliè, che ha fatto una prima frazione esemplare e quindi ci ha lanciato per raggiungere questa prima medaglia d'argento in staffetta. Prima di quella medaglia ci sono state altre medaglie, sempre di De Zolte alle Olimpiadi prima, nell'88, nel 50 km, c'è stata la medaglia d'oro, parliamo del 1968 di Franco Nones, però sempre medaglie individuali, mentre quella appunto è stata la prima medaglia in staffetta, la prima medaglia che ha fatto vedere il valore di una nazione, il valore di una squadra, perché una nazione può avere, come lo vediamo un po' purtroppo anche adesso, può avere un atleta da medaglia, da podio, come abbiamo visto a Pechino quest'anno con Federico Pellegrino, però poi quello che manca è il complesso della squadra, mentre con quella medaglia abbiamo fatto vedere che pur cambiando anche il primo frazionista 2 giorni prima, abbiamo fatto vedere quello che era il vero valore del fondo italiano in quel momento. Purtroppo credo che per tornare a dei tempi d'oro come quelli penso sia abbastanza difficile, sia a livello maschile che a livello femminile. Ricordiamo 4 anni dopo un oro in staffetta e altre 3 medaglie individuali a livello maschile, una mia, una di Marco Albarello e le medaglie vinte da Manuela Di Centa, quindi credo che per arrivare a quel livello sia un po' difficile e complicato in questo momento. Quello che in questo momento bisogna fare è riazzerare tutto, ripartire da zero, ripartire dai giovani, perché credo che ci sono tanti giovani volenterosi, promettenti, però bisogna lasciargli spazio, bisogna farli crescere in maniera seria e costruttiva. Le chiedo solo una cosa generale, un'impressione su queste Olimpiadi invernali, un po' dal punto di vista proprio dell'immagine, cioè sono state qualcosa anche di nuovo, di diverso, le condizioni climatiche, l'ambiente, insomma, particolare, che come le sono sembrate, come l'avrebbe vissuta da atleta? Se devo essere sincero, questa Olimpiade a me personalmente non è piaciuta, come non è piaciuta neanche tanto l'Olimpiade in Corea, come non è piaciuto tanto l'Olimpiade che ho fatto io nel 98 a Nagano, pur avendo vinto due medaglie, però sono Olimpiadi fatte in nazioni, senza togliere niente, che hanno poco a che fare, secondo me, con gli sport invernali. È brutto dirlo, però gli sport invernali appartengono alle Alpi, appartengono all'Europa, quindi appartengono alla Scandinavia. Non per niente l'Olimpiade, più al di là dei risultati miei o dei risultati dell'Italia, ma non per niente l'Olimpiade di Lillehammer è considerata la regina delle Olimpiadi, proprio per il suo clima, per la sua atmosfera, per il pubblico, e fare delle Olimpiadi in queste località dove lo sport invernale non è così sentito, secondo me toglie un po' a tutto il clima. Ed è tutto per quest'ultimo appuntamento settimanale con A Voi la Linea, che torna lunedì come sempre alle 12:45. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento di giornata. Arrivederci.